classe, per favore. Dopo, Parla, gli altri ascoltano. Prego. dopo la seconda guerra ha ereditato tutte le proprietà di famiglia, perché era l'unico della sua classe, no? Tutti gli zii non avevano parenti, quindi non avevano figli, quindi ha ereditato tutto lui. E allora ha iniziato l'attività agricola a San Floriano. Ha convinto i mezzadri, ha convinto i contadini che lavoravano per lui di lasciar perdere tutte le colture che facevano, no? Colture di sussistenza, ognuno si faceva l'orticello per mangiare in pratica, e li ha convinti a piantare le viti, perché lui ha detto il Collio è l'ideale per il vino e faremo del vino strepitoso. Infatti è un profeta, sì, no, non è un profeta, è uno che ha la vista molto molto lucida. Come noi, Allora, San Floriano, la storia di San Floriano, del vino di San Floriano, l'ha iniziata lui. Lui ha fatto il consorzio per la DOC, ma ha fatto una marea di cose. L'agriturismo in Italia l'ha portato lui, l'aveva visto in Germania, ha detto ma perché non facciamo anche noi? No? E lo facciamo in Italia. E ha fatto lo statuto.